Primarie di partito a Vittorio Veneto, primarie di coalizione a Mogliano. Il Partito Democratico in vista delle amministrative 2014 affina le armi. 58 i comuni in provincia dove si voterà per il rinnovo dell'amministrazione comunale, tra cui Resana dove la giunta è caduta poche settimane fa. Nei due centri maggiori le coalizioni di centrosinistra chiameranno i cittadini a scegliere chi sarà il candidato che correrà alle amministrative. Negli altri comuni, il 60% del totale dei municipi della Marca, per il Partito Democratico è ancora tutto da programmare. Gli altri comuni si organizzeranno e si stanno già organizzando, alcuni con primarie, altri senza, con l'obiettivo ovviamente di portare questo PD a tornare a vincere nella nostra provincia. A Mogliano le primarie di coalizione si svolgeranno il 19 gennaio. 4 i candidati che si sfideranno: Carola Arena per il PD, Rita Fazzello di Mogliano Democratica, Artur Carponi Schittar di Amogliano e Alberto Vianini per la lista Giovani. A Vittorio Veneto invece le primarie saranno interne al Partito Democratico e si faranno l'8 dicembre in concomitanza con le primarie nazionali. Per questo in città verranno raddoppiati i seggi. 2 i candidati che cercheranno di conquistare la poltrona di primo cittadino dopo 15 anni di Lega: Roberto Tonon, capogruppo in Consiglio Comunale. Una cosa da fare sicuramente è cercare di ridurre il più possibile i debiti. In che modo? Vendendo quel che si può vendere, riducendo le spese, soprattutto quelle inutili. E Alessandro De Bastiani. Fermare il declino della città di Vittorio Veneto. Da troppo tempo Vittorio Veneto sta percorrendo una strada in discesa e che ci sta portando agli ultimi posti della graduatoria provinciale.